Derby senza storia, quello tra Matera Sassi e Potenza che si è giocato allo stadio 21 settembre davanti ad una buona cornice di pubblico. Le due squadre si sono presentate in campo con molte riserve e il pensiero già rivolto ai rispettivi impegni di domenica in campionato. Hanno vinto i biancoazzurri per 5-0 al termine di una gara condotta senza particolari problemi, con il Potenza che ha evidenziato notevoli difficoltà nel reparto difensivo. Padroni di casa in gol al primo affondo, al terzo con Neroni. 10 minuti più tardi raddoppio firmato da Cordua e rete del 3-0 messa a segno ancora da Cordua sul finire del primo tempo. Nella ripresa il Potenza ha accennato qualche reazione. Al di là di un paio di conclusioni a rete, però, la squadra di Piero Lombardi non ha mai creato eccessivi problemi alla retroguardia del Matera Sassi. I biancoazzurri di Andrea Chiappini sono stati implacabili in zona gol, hanno realizzato la quarta rete con Marcucci. Infine hanno chiuso definitivamente il conto, ipotecando la qualificazione al turno successivo con la rete di Neroni al 43esimo. Oggi è stato onorato il calcio, gli spettatori che sono venuti si sono divertiti, molte occasioni da gol e anche nel primo tempo mi è sembrato aver visto un buon Potenza che ha avuto diverse opportunità. È chiaro che è Coppa Italia, però noi in un derby dobbiamo sempre dare il massimo e ci siamo riusciti. Abbiamo parlato dei ragazzi che era parecchio che non giocavano, abbiamo cercato di sperimentare, la cosa che mi dispiace di più è che è venuto a vedere il nostro pubblico. Anche se abbiamo messo parecchia attenzione, però secondo me ci sono dei giocatori che non devono rimanere a Potenza per nessun motivo, perché non hanno voglia, non hanno cuore per indossare la maglia rosso-blu.